Eccoci rientrati in studio, questa trasmissione si chiama Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ogni domenica sera in diretta alle 19 qui su Video Mediterraneo, siamo in replica anche a 00:30 e vi ricordo anche che avete la possibilità di guardare le repliche su Mediterraneo Sat, canale 605, il lunedì sera alle 21:30 ed il martedì pomeriggio a partire dalle 18 e poi anche su Mediterraneo News, un altro canale del gruppo Mediterraneo, canale 694, il lunedì alle 14. Insomma, ci beccherete senz'altro. Adesso abbiamo da presentare un altro ospite che ci ha raggiunto qui nella nostra sede di Modica, parliamo di una squadra importante, il New Team di Ragusa che oggi, pensate un po', ha vinto per la 18ª volta consecutiva. Abbiamo il direttore sportivo Massimiliano Vitale. Buonasera. Beh, non vi potete lamentare, state andando bene, benissimo. Infatti. Allora parliamo subito del campionato di eccellenza, lo facciamo con i risultati del girone A. A te la parola, carissima Jessica. Sì. Serra di Falco, Dattilo Noir 0-0, Atletico Campofranco, Mazzara 1-1, Camarat Mussomeli 0-0, Parmonval batte Monreale 7-0, Paceco Pro Favara 3-0, Ribera Riviera Marmi 2-1, Marsala San Giovanni Gemini 0-0, Alcamo San Cataldese 1-1. Rallenta un po' la sua corsa il Marsala pareggiando in casa, ne approfitta comunque il Paceco per stoppare anche il Pro Favara. Guardiamo la classifica. Marsala 40 punti, Pro Favara 33, Mussomeli e San Cataldese, Mazzara e Parmonval 32 punti, Atletico Campofranco 31 punti, Camarat 30, Riviera Marmi 29, Alcamo 27, Ribera 26, San Giovanni Gemini e Paceco 23 punti, Dattilo Noir 21, Serra di Falco 13, Monreale 1. Allora guardiamo adesso il prossimo turno, si giocherà domenica prossima, domenica 1 febbraio 2015, questi gli incontri della sesta giornata di ritorno. Sarà Mazzara Alcamo, San Giovanni Gemini Atletico Campofranco, Dattilo Noir Ribera, Riviera Marmi Camarat, Pro Favara Monreale, San Cataldese Paceco, Parmonval Serra di Falco ed infine Mussomeli Marsala. Allora Giuseppe, è stata una domenica quasi a favore di questo Marsala che seppur pareggiando insomma tiene le distanze nei confronti del Pro Favara. Allora una domenica particolare per il girone A dell'eccellenza perché nelle prime 10 posizioni ha vinto solo la Parmonval 7-0 sul fanalino di coda Monreale, vabbè, e ci può stare tranquillamente. Per il resto, in fase di smobilitazione direi quasi. Chiaramente, per il resto nessuna delle prime 10 in classifica ha vinto, quindi se il Marsala riesce a tenere 7 punti di vantaggio sulla seconda anche non vincendo, è chiaro che questo non può che essere l'anno del Marsala, che dopo la vittoria in Coppa Italia sul Giarre vuole fare la doppietta con il campionato e ha tutte le carte per farlo. Beh, credo che sia anche una piazza giusta per che merita quantomeno la Serie D, campionati più importanti. Battuta veloce con Luca, questo Marsala abbiamo detto poc'anzi effettivamente ha il blasone per stare in categorie più importanti, sì, no? Una piazza importantissima, ha fatto sempre la Serie C, insomma, credo che merita qualcosa in più come categoria. Poi quest'anno l'organico è veramente forte e sta dimostrando. Già ha vinto la Coppa Italia, che servirà poco perché comunque... Se dovesse vincere sì, servirà poco, però è una questione anche di prestigio. Quindi. È vero. E passiamo subito adesso al girone B perché insomma avremo tanto da parlare di questo incontro che si è disputato oggi a Modica con questo Scordia che è una forza in questo girone B. Guardiamo subito i risultati del girone B, oggi quinta giornata di ritorno. Sporting Via Grande, Castelbuonese 1-0, Giarre Città di Messina 1-1, Scordia batte Modica 2-0, Acireale Siracusa 0-1, Taormina Vittoria 1-0, Milazzo Igea Virtus 1-1. Paternò batte Città di Rosolini 3-0. Ha riposato Catania San Pio X, mister Bianco escluso dal campionato dopo la quarta rinuncia. Uno Scordia che fa sentire forte la sua presenza, guardiamo la classifica, poi la commenteremo insieme ai nostri ospiti e avremo anche il servizio di Giuseppe che è stato anche l'inviato dell'incontro che si è disputato a Modica. Classifica.
Scordia 40 punti, Siracusa 38, Milazzo 36, Sporting Viagrande 33, Acireale 31 punti, Castelbuonese 27, Catania San Pio X 26, Vittoria 25, Modica e Igea Virtus 23 punti, Giarre 22, Paternò 19, Città di Rosolini e Città di Messina 13 punti, Taormina 11. Ecco, cortesemente possiamo rimanere con questa classifica perché giustamente non è aggiornata in quanto il Siracusa ha battuto la Città 1-0 ma hanno giocato alle 17 quindi non ci sono stati tempi tecnici per un aggiornamento della schermata, quindi il Siracusa è in vetta con 41 punti, Giuseppe però lo Scordia è lì. Allora il Siracusa oltre al punto di vantaggio che ha dalla classifica ha anche il vantaggio di aver già avuto il turno di riposo, quindi ha una partita in meno rispetto allo Scordia e teoricamente 4 punti di vantaggio. Però per quello che ho visto oggi e per quello che ho visto 15 giorni fa quando a Modica è arrivato il Siracusa, devo dire che lo Scordia mi sembra più attrezzato rispetto a Mascara e compagnia. Hai detto una cosa molto saggia. Allora io adesso vi do lettura del prossimo turno e poi andremo subito a vedere il servizio che ha preparato Giuseppe proprio sull'incontro Modica-Scordia. Prossimo turno domenica prossima 1 febbraio 2015 si giocheranno Catania San Pio X Acireale, Vittoria Città di Rosolini, Igea Virtus Giarre, Paternò Modica, Città di Messina Sporting Viagrande, Siracusa Milazzo, Castelbuonese Taormina, riposerà lo Scordia appunto proprio perché il mister bianco come tutti ben sanno è stato escluso dopo la quarta rinuncia. E allora, grande attesa, guardiamoci il servizio dell'incontro tra Modica e Scordia. Modica-Scordia è stata una di quelle partite in cui Golia ha battuto Davide senza recriminazioni. Troppo netto il divario in campo tra le due formazioni, con lo Scordia apparso di un altro pianeta. Eppure, solo 15 giorni fa, sullo stesso terreno, i rossoblù erano stati bravi ad imbrigliare il Siracusa, costringendolo al pareggio e recriminando anche per qualcosina in più. La formazione ospite è apparsa la migliore fin qui vista al Pietroscollo, con una coppia di difensori, Diop-Bertolo, di almeno una categoria superiore. Il Modica, dal canto suo, ha fatto davvero poco e niente per vincere la partita, insolitamente timida la squadra dei Filicetti, che invece del carattere fa la sua arma migliore. Veniamo alla cronaca del match. Filicetti riporta Ravalli in difesa per l'indisponibilità di Lao e schiera in tandem Ocoli e Panatteri, Gugliotta per lo squalificato Gatto. Nello Scordia tridente pesante Cocimano, Rametta, Usmane, a centrocampo l'altro ex Privitera con Capitan Zumbo. Lo Scordia fa subito capire di essere venuto per vincere. Al nono Usmane supera Pianese e calcia in porta, sulla linea salva Ravalli con un ottimo intervento, rinviando la palla in calcio d'angolo. Al 12° arriva il primo gol dello Scordia, Ravalli respinge male sul petto di Usmane che di destro non si fa pregare e mette dentro il gol dell'1-0, meritato per lo Scordia che è riuscito a controllare la partita senza affanno. Il Modica viceversa non riesce ad entrare mai nel vivo del gioco. Al 38° i padroni di casa riescono anche ad andare in rete, ma il gol viene annullato per un presunto controllo di mani di Panatteri, dubbia la segnalazione dell'arbitro. Il secondo tempo inizia con ritmi bassi, con lo Scordia che controlla agevolmente. Nel Modica il cambio Orlando Conti per Ostenta non porta nessun risultato di rilievo. Al 62° ci prova Filicetti dalla distanza senza trovare la porta. Al 72° ghiotta occasione per i rossoblù, lancio di Filicetti per Panatteri che di controbalzo tira di poco fuori alla destra di un Fagone immobile. All'83° il pallone carambola sul braccio di Pianese, nonostante la chiara involontarietà per l'arbitro e rigore. Batte Bertolo che spiazza Gianni 2-0 e partita praticamente chiusa. Un minuto dopo passaggio arretrato verso Fagone che respinge di pugno la palla fuori aria. Per il mediocre direttore di gara Cerrione è punizione dal limite senza espulsione del portiere. Batte Filicetti e la palla sfiora la traversa. Finisce la partita con un palo di Marziale sulla respinta Zumbo calcia fuori. Due certezze alla fine: lo Scordia può vincere il campionato, il Modica deve accantonare ogni sogno di gloria e concentrarsi sulla salvezza. Mi piace questo commento di Giuseppe e a questo punto lo Scordia è dichiaratamente la squadra, non dico da battere, ma quella che probabilmente darà fastidio a questo Siracusa. Allora, se si vincesse il campionato con quello che abbiamo alle spalle, con le figurine, sì, allora il Siracusa già sarebbe
tra i professionisti, perché nessuno può contare i giocatori che ha il Siracusa, no? Questa rosa forte. Assolutamente, nessuno può avere questi. Però, siccome fortunatamente i campionati si vincono sul campo, lo Scordia, secondo me, è più attrezzato, è più squadra rispetto al Siracusa. Io vedo dietro allo Scordia un progetto che è cominciato qualche anno fa con la scalata dalla prima alla promozione fino all'eccellenza a vincere. Il Siracusa è un progetto... È un progetto punto. È un progetto a termine, secondo me. Cioè, quest'anno ok, così. L'anno prossimo chissà. Sentiamo. Poi volevo tornare sulla partita, sì, se esaminiamo la partita. Certo. 2 episodi in cui volevo coinvolgere anche Luca. Ecco, uno che riguarda il gol annullato al Modica, quello di Panatteri, no? Che lui stoppa il pallone, se magari dalla regia possono prendere le immagini, lui stoppa il pallone su un lancio con il petto e le braccia chiuse. E là l'arbitro fischia ed era il gol... Non sembrava un ecco. fallo di mano, onestamente. Cioè, E poi saltiamo il rigore che è stato dato allo Scordia, ormai la partita era praticamente finita, è involontario il tocco di Pianese. La mancata, eccolo, questo è l'episodio, se vediamo, parte questo lancio dalle retrovie e la palla arriva nella zona di Panatteri, il quale controlla il pallone di petto. Tant'è che la palla non subisce nessun cambio di traiettoria, non viene bloccata. E quindi rimane un po' il dubbio? Poi tira, calcia, segna e la partita era riaperta. Poi l'altro episodio è secondo me un errore dell'arbitro, il portiere esce con le mani fuori dall'area di rigore e non viene espulso, viene solo ammonito. Per lo stesso fallo, in Modica Rosolini di qualche settimana fa, è stato espulso Gianni. Modica Castelbonese. È stato espulso Gianni. Per lo stesso identico perché ha detto che l'arbitro insomma ha lasciato a desiderare. Per me è un errore tecnico, perché se esce volontariamente, volontario, con le mani fuori dall'aria, a questo punto se lo sanzioni è espulsione. Però Luca ha già detto che questo Scordia è una bella squadra, no, ma sapevamo, con i nostri ospiti. Sì, ma sapevamo che di incontrare un organico fortissimo per la categoria, fisicamente forte, tecnicamente, insomma. Abbiamo dato il massimo, onestamente non c'è niente a dire, ragazzi. Anche perché il Modica si è organizzata per un campionato di salvezza tranquilla. Sì, ci dobbiamo salvare al più presto, è normale che abbiamo avuto delle 4 partite difficilissime, ma anche oggi abbiamo dimostrato di giocarcela tranquillamente, non abbiamo avuto paura dello Scordia. 2 episodi fondamentalmente ci hanno penalizzato, rigore che è dubbio onestamente, quindi, però ripeto, poi la gente è normale, un po' critica, ma ci sta, il tifoso ma il tifoso è normale, vuole sempre vincere, ma io credo che quando fai una critica a una squadra come la nostra che è molto giovane, incontri un blasone come lo Scordia, insomma uno deve essere anche realista nel criticare. È vero. Voglio sentire anche Catania con i nostri 2 ospiti, anzi un ospite e un inviato, subito con Renato Marletta. Questo Scordia che tu conosci bene, Renato, è veramente la squadra che può dare molto fastidio al Siracusa? Sentiamo un po'? Sicuramente sì, anche se non per essere, diciamo, ma per puntualizzare la classe arbitrale. Qualche settimana fa il Presidente lamentò un arbitraggio non favorevole a proposito di una gara, credo, col Siracusa. Sarei curioso di sapere cosa ne pensa dopo questa partita, perché nel calcio mai dire mai. È vero. È inutile scendere a polemiche, gli arbitri sono esseri umani che possono sbagliare ora per una, ora per l'altra squadra. E se lo dice un presidente dell'associazione allenatori dobbiamo crederci, Dicevo, e se lo dice un presidente di un'associazione allenatori dobbiamo per forza crederci. Giusto, Renato? Non è chiaro, però dico, alla fine poi meriti e demeriti in un campionato vanno equilibrate. Io ritengo che più che alter ego a Siracusa è attrezzata, anche perché c'ha uomini all'interno e poi soprattutto c'ha una struttura societaria importante che alla fine credo che sia fondamentale, al di là dell'aspetto tecnico e della guida tecnica, così come Siracusa ha uomini importanti e sarà sicuramente un duello a 2, anche se non trascurerei il Milazzo, al di là del cambio tecnico, che comunque ha una squadra importante. Il problema è che con le squadre, diciamo, non di bassa classifica, ci sono squadre che a questo punto non stanno onorando il campionato per vicissitudini societarie economiche, per cui storia vecchia, caro Renato, storia vecchia, che è informazione ottima la settimana prima e poi la settimana successiva si lascia andare
facendo giocare i juniores, questo sicuramente non va a merito del nostro calcio. È vero, è vero. Una battuta anche con Francesco Casicci, che segue in modo particolare il campionato di promozione, però voglio sentire la sua su questo Scordia e anche su questo Siracusa, perché bisogna comunque ammettere che questo Siracusa è in testa, bisogna assolutamente ammetterlo. Francesco, cosa ne pensi di questo duello a due? Intanto c'è poco credo da aggiungere sul livello tecnico comunque di questo campionato, perché mi sembra che ci siano ottimi valori, si stanno esprimendo Siracusa e Scordia sotto alti livelli, ma io direi, come ha confermato appunto il direttore Marletta, ci sono altrettanto buone squadre che ambiscono a recitare un ruolo da protagonista per la promozione attraverso i playoff, appunto Milazzo, Viagrande, la San Pio X che comunque ancora vorrebbe fare quel salto di qualità tanto reclamato negli anni scorsi, quindi direi un plauso comunque anche a tutte le altre squadre. Poi direttore, credo che anche se vince comunque il Taormina, che ancora ci spera ed è ultimo in classifica, credo che sia ancora giusto poter dare una prova d'appello a tutti. Anche la lotta per la salvezza è importante, sono imbracate squadre importanti, al di là dell'episodio Mister Bianco che ha lasciato, diciamo, il campionato qualche mese fa, nessuno tutti programmano, tutti parlano di progetti, a me viene da ridere. In questo calcio si vive alla giornata in funzione dei risultati, lo si fa dalla Serie A, pensiamo al Catania e pensiamo a queste squadre, per cui io ritengo sempre che alla base, se c'è una solida società che economicamente mantiene gli impegni, cosa che non è da tutti, e c'è anche perché a questo punto della stagione non è più possibile cambiare le squadre in corsa, diciamo il mercato si è chiuso, per cui le società andranno avanti con il gruppo tecnico, il gruppo di lavoro che hanno costruito nelle due fasi, sia in estate sia a dicembre. E io ritengo che all'inizio ci sono sempre tanti soldi in campo. Dicevo Renato, scusami, all'inizio ci sono tanti soldi e tanto entusiasmo, poi tutto questo incomincia a scemare e i risultati si vedono, no? Sbando oppure qualcuno che molla in maniera forte e determinata. Quando si parla di progetto, un progetto inizia e dovrebbe finire. Certo. Invece se tu fai 2 sconfitte di fila, mandi a casa l'allenatore, cambi il giocatore per scarso rendimento, per cui diciamo certe parolone farebbero sposare il progetto, mi viene da ridere, sposare diciamo si usa molto questa parola, sposare il progetto, si usa molto questo sempre di campionati dilettantistici tra virgolette, perché c'è passione, ci sono i tifosi che sono una componente importante, ci sono piazze che hanno avuto dei trascorsi importanti, però bisogna guardare in faccia la dura realtà. È vero. Io volevo parlare, grazie Renato, rimani chiaramente sempre collegato, volevo parlare con Massimiliano Vitale, che è il direttore sportivo di una società di prima categoria, parleremo ampiamente anche della prima categoria dopo, però una battuta la voglio fare con lui, perché se si parla di progetti, voi ce l'avete un progetto, quest'anno state stravincendo questo campionato di prima categoria, siete in un certo senso una seconda squadra importante a Ragusa, il progetto c'è, direttore, o no? Ma noi l'abbiamo iniziato questo progetto in estate, quando abbiamo creduto che la fusione fra due società fosse appunto un'arma vincente, e in effetti si è rivelata tale. Noi abbiamo unito le forze sia da un punto di vista di dirigenti che da un punto di vista di calciatori, e questo poi alla fine ci ha premiato. Benissimo, e sicuramente vi porterà in alto, perché Giuseppe, parliamoci chiaro, quando c'è un progetto serio e non a parole, sicuramente comunque qualcosa verrà fuori. Ma è la cosa più intelligente da fare in una città in cui bisogna fare il calcio, bisogna costruirlo da zero, meglio mettersi insieme. Guarda, il caso limite è Gela, dove ci sono 3 squadre. Questo è, diciamo pure che è incredibile, è successo anche a Taormina l'anno scorso. Guarda, è impensabile. Taormina ha 2 squadre, pare una sia in promozione e l'altra in eccellenza. Perché? Ora io vorrei chiedere al direttore, l'anno prossimo, quando è possibile, no? Facendo tutti gli scongiuri del caso, che ci sia un derby tra Ragusa e il New Team come Ragusa. andrà a finire? È possibile pensare ad una nuova fusione con il Ragusa per fare un'unica squadra ragusana che punti al ritorno tra i professionisti? Io credo che questa cosa non sia possibile per il fatto che noi abbiamo una mentalità nuova, perché probabilmente voi non lo sapete, ma nella nostra società nessuno viene retribuito. È una bella dichiarazione questa, Giuseppe. Uno scontro generazionale. Uno scontro generazionale. No, è una realtà che purtroppo si scontra con una mentalità nuova.
perché noi puntiamo tanto sulla nostra passione. Sì. Quindi ognuno di noi ha il proprio lavoro. Voi sposate il concetto del dilettantismo e Esatto. questa è la cosa più importante soprattutto in queste categorie, Perché noi, quindi tant'è è un che, plauso. a differenza di tante altre società, noi ci alleniamo alla sera, cioè quando finiamo di lavorare. Ed è giusto, ed è giustissimo. Allora, noi ci dobbiamo fermare, congediamo Giuseppe che rivedremo la settimana prossima. Questo campionato di eccellenza secondo me ci coinvolgerà tantissimo, perché quello interregionale lo seguiamo, però amiamo di più questa eccellenza. Credo perché sia una delle edizioni di eccellenza più belle nella è storia vero. dell'eccellenza. Sperando che non perdiamo qualche squadra durante questo cammino. Ma ormai non penso. Non penso, Ormai non è già finito il giro Ormai d'andata, quindi. non penso. Benissimo, un ringraziamento quindi al nostro Giuseppe Aragona che vedremo la settimana prossima. Adesso do la telecamera alla nostra splendida penaltina perché ci lancerà la pubblicità. Amici, rimandiamo la pubblicità, non cambiate canale.